Evviva. Riuscire ad aprire dei distaccamenti così permette anche una forma di collaborazione importante. Oggi ho voluto essere presente anche per ringraziare la Polizia di Stato e la Polizia Stradale. Credo che di questi tempi un grazie da parte della politica nei confronti di queste straordinarie forze dell'ordine sia dovuto e doveroso. Non ha voluto mancare il presidente del Veneto all'inaugurazione della nuova sede del distaccamento Polizia Stradale di San Donà di Piave in via Giorgione, un piccolo gioiello di ristrutturazione sorto dove prima c'era un convento. Era un convento delle suore di clausura, per cui la struttura è rimasta proprio assolutamente identica, sì, con i corridoi stretti. Le stanze sono tutte stanze, diciamo, da postazione singola, perché comunque costituivano le cellette, ma tutte munite di servizi igienici assolutamente confortevoli, e anche la struttura del corpo di guardia comunque è ben articolata e conforme a quello che era la nostra esigenza. L'urgenza di offrire uno spazio abitativo al personale, sono 10 le stanze da letto, era vitale per un corpo che garantisce quotidianamente la sicurezza dei milioni di utenti che percorrono la A4 Venezia-Trieste, baricentro dei traffici est e ovest tra Italia ed Europa. Tanto personale viene da fuori e quindi avendo la possibilità di avere anche un alloggio, una camera di servizio, è più diciamo, intenta a rimanere nel corso del tempo, e quindi la professionalità che noi diamo a questi agenti non viene vanificata, perché tante volte noi li formiamo e poi vengono trasferiti, chi torna alle proprie case, chi va in posti dove magari garantiscono anche appunto una situazione alloggiativa confortevole, e quindi le persone si radicano anche sul territorio di San Donà. Oltre al miglioramento sismico di tutta la struttura è stata implementata anche l'efficienza energetica e l'operatività della caserma, che oggi ospita 21 agenti. Un presidio efficiente insieme alla consolidata collaborazione con la concessionaria Autostrade Alto Adriatico, che ha programmato nei prossimi mesi anche l'avvio dei lavori per il completamento della terza corsia nel tratto proprio tra San Donà di Piave e Portogruaro. Quella via, quella strada, assieme alla statale 14, sono le arterie di comunicazione che vanno da Venezia al Friuli, una realtà produttiva, economica, di residenti fondamentale. Ricordiamo le spiagge, abbiamo le 5 spiagge litorale Veneto, 24 milioni di presenze turistiche, 230.000 residenti, 15 miliardi di PIL, che è il PIL di una regione come l'Umbria, viviamo solo un pezzo di provincia di Venezia, quindi capite che garantire la mobilità e la sicurezza di queste arterie è fondamentale. Lo vediamo quando succede qualcosa in autostrada, perché questa zona si blocca completamente.